Polo di Tessera, ottobre dell'anno scorso, sfiorata una collisione tra due aerei con quasi 400 persone a bordo tra Boeing e Ryanair che decollava mentre un'Iberia stava per atterrare. Al nuovo polo nautico di Punta San Giuliano a Mestre, inaugurato questa mattina presto gli stati generali del traffico acqueo, l'annuncio del sindaco Brugnaro al taglio del nastro. Il comune di Venezia continua a perdere abitanti. Venezia.com ha reso noti i dati dell'anagrafe degli ultimi 7 anni dopo le affermazioni del sindaco. Anche Mestre e Venezia in lutto per la scomparsa del presidente emerito Napolitano. Era un grande amico e ricordo di Nicola Pellicani, giornalista e politico veneziano. Domani alle 10 l'ex Umberto I a Mestre, la nuova messa di protesta lungo la strada della comunità ortodossa moldava, raccolta firme con appello al comune per trovare una soluzione. A Venezia è partita una petizione perché il Consiglio Comunale eviti la chiusura e demolizione dell'edicola che in campo Santa Maria Formosa, per decenni punto di riferimento. Un esemplare di tartaruga africana sequestrata dai carabinieri a Caorle dopo essere stata rinvenuta nei pressi di un'abitazione e ritrovamento dopo la denuncia dello stesso proprietario. TG Venezia, buonasera, ben ritrovati. La notizia: nell'ottobre del 2022 si è sfiorata la collisione tra due aerei, Iberia e Ryanair, a bordo 400 persone. Vediamo. Ottobre 2022, due aerei di linea hanno sfiorato la collisione nello spazio dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Mentre un Boeing della Ryanair con 174 persone a bordo si preparava al decollo, un aereo dell'Iberia proveniente da Madrid con 203 passeggeri si stava avvicinando per atterrare sulla stessa pista. A quasi un anno di distanza, il rischio fortunatamente solo sfiorato di quella che sarebbe potuta essere una catastrofe aerea è descritta nella relazione annuale pubblicata sul sito dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo. Tanto sarebbero state gravi le conseguenze dello scontro, tanto banale l'errore umano che l'avrebbe provocato. Secondo la relazione della SNV, un controllore della torre del Marco Polo, appena subentrato nel turno al collega precedente, inserì il connettore delle cuffie nella presa sbagliata, quella della linea telefonica. I piloti del volo in decollo si erano accorti che le comunicazioni non funzionavano e avevano allertato la torre di controllo, sapendo dell'arrivo dell'altro aereo, col quale tentarono inutilmente di mettersi in contatto con la frequenza d'emergenza. Con un rischio di collisione reale, il Ryanair riuscì a decollare e a liberare la pista, mentre il volo da Madrid si trovava ad 1,5 chilometri dallo scalo di Tessera in condizioni di scarsa visibilità. Tenuto conto delle azioni intraprese successivamente dall'ENAV per eliminare le criticità individuate, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo non ha ritenuto necessario emanare ulteriori raccomandazioni di sicurezza. Andiamo al polo nautico di Punta San Giuliano a Mestre, inaugurato questa mattina l'annuncio del sindaco Brugnaro, presto gli stati generali del traffico acqueo. E a Mestre il luogo di promozione dell'attività nautica con i suoi momenti di aggregazione e socialità. Si trova dove un tempo c'era l'ex colonia eloterapica e l'ex dogana, e in Punta San Giuliano dove, dopo soltanto 2 anni di cantieri iniziati nel 2021, si è inaugurato il nuovo polo nautico. È affacciato sulla laguna, un luogo che ho voluto fortemente rilanciare con un investimento di più di 10 milioni di euro del comune, ma soprattutto con la grande passione degli associati, dei soci di tutte le 5 associazioni che compongono questo universo. Un universo sportivo e naturalistico, e da qui che Brugnaro ha annunciato si terranno gli stati generali del traffico acqueo. Convocherò tutte le associazioni della Voga, ma anche quelle di categoria che stanno sull'acqua, perché ovviamente i trasportatori, i gondolieri, le associazioni remiere, ma anche la CTV, il Veritas, tutti quelli che hanno barche in acqua e tutte le istituzioni. Sarà una grande assemblea trasparente, non a porte chiuse, con la speranza di non sentire discorsi politicanti in un grande momento di confronto, così sempre il primo cittadino. Insieme, anche con persone che non mi hanno votato, non è nessun problema, siamo amici uguali, perché l'importante è andare d'accordo. Il polo nautico in questo momento, la cosa più bella che oggi sono venuto a inaugurare, è l'amicizia, è la concordia. Il nuovo polo nautico di San Giuliano è sorto con il recupero e la valorizzazione di alcuni immobili di pregio architettonico e culturale, e con la realizzazione di 5 nuove strutture su 2 livelli che ospiteranno palestre per attività legate alla voga e spogliatoi con un punto ristoro. Un'altra sfida è proprio quella di ridare questi luoghi alla cittadinanza, di farli partecipare alle nostre attività, di
consegnargli il rapporto con la laguna che avevano negli anni 60. Il Comune di Venezia continua a perdere abitanti, il punto l'ha fatto l'associazione Venezia.com, sentiamo. In 7 anni il Comune di Venezia ha perso altri 10.000 abitanti e ha un calo di residenti superiore del 300% rispetto a città come Verona, Padova o Vicenza. Lo dicono i dati ufficiali delle anagrafi comunali. Perché? Perché in 50 anni il Comune di Venezia ha perso 120.000 abitanti, una città delle proporzioni di Vicenza, con uno spopolamento sconosciuuto in qualsiasi località in tempo di pace e in assenza di calamità naturali. Non c'è gente che esce dal territorio, non c'è da trattenere i cittadini, non vanno da nessuna parte. E dice, ma allora perché continuano a calare? Perché muoiono. Le persone muoiono. La risposta del sindaco Luigi Brugnaro non ha convinto né Venezia.com né l'ex consigliere Renzo Scarpa, che hanno raccolto e messo in fila tutti i numeri di nati, morti, immigrati e soprattutto emigrati dal Comune di Venezia dal 2016 al 2022. La città di Venezia si svuota non perché le persone muoiono, anche per quello, ma anche perché c'è un saldo negativo di emigrazione e di migrazione. Se noi avessimo un saldo zero tra i nati e i morti, Venezia si svuoterebbe lo stesso, magari con meno intensità, ma si svuoterebbe lo stesso. Dal ritornello dei centri storici che si spopolano ci sono voluti decenni perché almeno si prendesse atto dello spopolamento di Venezia, oggi che i posti letto turistici hanno superato i residenti. Chissà quanto ci vorrà perché capiti lo stesso con la terraferma. Negli ultimi 7 anni 34.000 residenti a Mestre, Marghera, Favaro e Zelarino hanno deciso di andare a vivere in un altro comune. Perché? E quante commissioni o consigli comunali si sono fatti per approfondire la vicenda? A me risulta nessuno. Nemmeno il fatto che anche la terraferma perde abitanti riesce a smuovere l'interesse di questa amministrazione. E quindi si va per consunzione, succederà quel che succederà, ma tanto gli interventi non vengono fatti. Lo spopolamento dell'entroterra veneziano è più lento perché mitigato da una forte immigrazione, quasi sempre extraeuropea. Perché? Perché 34.000 vecchi residenti si sono scambiati con 30.000 nuovi arrivi. Ma perché devono essere i cittadini a occuparsi come singoli cittadini della gestione della città? Che cosa sfugge alle amministrazioni che dovrebbero essere lì a far quello? Anche Mestre e Venezia in lutto per la scomparsa del presidente emerito napolitano. Legato a questo comune è l'amico Gianni Pellicani, che abbiamo intervistato. Anche Venezia con Mestre in lutto per la scomparsa di Giorgio Napolitano, fortemente legato a questo comune, così nel ricordo di chi lo conosceva bene, come il giornalista e politico veneziano Nicola Pellicani, alla guida della fondazione che porta il nome del padre, Gianni, cui il presidente emerito era legato da una grande amicizia iniziata negli anni 50. Un lungo sodalizio politico e umano che ha legato Napolitano a mio padre Gianni, che è scomparso già nel 2006, e proprio Napolitano tenne l'orazione funebre. Napolitano è una figura che ovviamente per me ha inciso molto nella mia formazione politica, ma non solo. Una persona innamorata della politica che ha attraversato un secolo straordinario da protagonista, da uomo di sinistra in principio. Napolitano ha sempre avuto un legame molto stretto con la città di Venezia, ancor prima di diventare presidente, anche per i suoi molteplici interessi culturali, per il cinema, per il teatro e poi l'amore per la città. Napolitano, dopo aver presenziato l'inaugurazione della sede della Fondazione Pellicani, tornò a Mestre in diverse altre occasioni, una su tutte, 2 settembre 2010, all'inaugurazione della piazzetta intitolata allo scomparso amico Gianni Pellicani. Oltre appunto al legame di amicizia che aveva con mio padre, ma non solo, con Massimo Cacciari, in principio con Luigi Nono e con altre personalità. Ecco, e poi tenne vivo questo legame con la città attraverso la Fondazione Pellicani, che venne appunto, come ricordato, ad inaugurare nel 2007, poi tornò in diverse occasioni.
Scarcerati ai domiciliari con la possibilità di andare al lavoro i 3 bengalesi che lo scorso luglio, dopo l'accoltellamento del tassista, erano finiti in prigione. Accoltellamento a Piazzale Roma di fine luglio scorso, scarcerati 3 arrestati e ore domiciliari con la facoltà di recarsi al lavoro. Noi intervenuti per difendere il tassista, il coltello trovato a terra non era nostro. Così i 3 cittadini bengalesi arrestati in un primo tempo con l'accusa di tentato omicidio. Con il giorno seguente, ancora sotto shock, Matteo Ginetto, il tassista aggredito alle prime luci dell'alba a Venezia durante un normale turno di lavoro. I 3, dopo una prima fase in cui erano rimasti in silenzio di fronte al giudice, hanno chiesto alla procura di essere sentiti e nel corso dell'interrogatorio davanti al PM Fabrizio Celenza hanno raccontato la loro versione dei fatti. Una versione che, come detto, ha successivamente portato alla loro scarcerazione. A Venezia una petizione perché il Consiglio Comunale eviti la chiusura e la demolizione dell'edicola che in campo Santa Maria Formosa è stata per decenni punto di riferimento. Ci vogliono 300 firme perché il Consiglio Comunale di Venezia affronti la questione dello smantellamento dell'edicola di Campo Santa Maria Formosa ed è bastata mezz'ora perché se ne raccogliessero più di 50. La richiesta è che il Comune riattivi la licenza di modo che l'attuale proprietaria, Licia Dalbon, possa trovare qualcuno che torni a renderla ciò che è stata per tanti anni. Questa edicola, per gli anni in cui Licia l'ha gestita, è stata un presidio veramente di vita civile, perché c'era una possibilità di appoggiarsi all'edicola per se c'era bisogno di lasciare i bambini, se c'era bisogno di una qualche aiuto per il momento nella vita del campo. È una cosa gravissima, è fondamentale la presenza di attività di vicinato per la presenza della vita culturale della città. Cioè noi stiamo perdendo troppe cose, non abbiamo più i negozi di vicinato, non abbiamo più un servizio pubblico che funziona come dovrebbe, siamo introppati nei carri bestiame, eccetera. Credo che sia veramente triste che le venga tolta la possibilità di trovare un acquirente che possa continuare questo ruolo sociale. La città è un luogo dove si vive, ma dove ci si scambia opinioni e dove è giusto che le opinioni si formino su dei contenuti che sono anche sottolineati e proposti dai giornalisti, quindi ritengo che vanno difese queste cose. In un certo senso Licia Dalbon sta ricevendo dai residenti tutto ciò che ha offerto in questi anni, una presenza fissa che rappresentava più di una semplice edicola. Mi aspettavo che venisse qualcuno di più, di extra, diciamo, di qualcuno, non dico del comune o della giunta, o che si facesse sentire perlomeno per telefono. Mi farebbe piacere sentirli e avere idea di cosa pensano e se per loro è una buona opzione continuare, perché di proposte ne ho avute. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG Venezia appena ritrovati un'ultima ora che parla del maltempo che sta colpendo il nostro territorio proprio in questi minuti. Nella immagine che vi facciamo vedere, la tromba d'aria che si è abbattuta sul comune di Borgoricco ai confini con Venezia, facendo volare letteralmente le tegole di diversi tetti di abitazioni e diversi anche i pali dell'Enel che sono caduti. È saltata la corrente in alcune zone. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e le forze dell'ordine a Borgoricco. La tromba d'aria è davvero di pochi minuti fa. Queste sono immagini inedite che vi facciamo vedere. Siamo nel comune di Borgoricco. Andiamo avanti per il resto, in tutto il resto del territorio ai confini tra Padova e Venezia il maltempo si sta abbattendo e sono state segnalate anche forti grandinate. Andiamo a Mestre, domani alle 10 all'ex Umberto I la nuova messa di protesta lungo la strada della comunità ortodossa moldava, l'appello al comune.
Per la messa di domani era messa in programma per festeggiare la festa della nostra comunità, la Natività della Santissima Madre di Dio. È così che padre Anatoli convoca nuovamente per domenica mattina tutta la comunità ortodossa moldava e non soltanto davanti ai cancelli ancora chiusi dell'ex chiesetta neogotica all'ex Umberto I, dietro piazzale Candiani a Mestre. Più che una messa, una mobilitazione di preghiera pacifica per rivendicare tra il traffico e le auto il loro luogo di culto contro l'ordinanza di fine luglio scorso con cui il Tribunale di Venezia ha disposto alla chiesetta fosse in uso sì della comunità ortodossa ma di quella greca. Da qui la scissione con i lucchetti per la comunità moldava. Questa disgrazia che è venuta sopra la nostra comunità ci ha fatto un disagio, un disguido molto doloroso e la comunità domani festeggerà comunque davanti alla chiesa, domani pregheremo davanti alla chiesa. L'appello al comune con tanto di raccolta firme per trovare insieme una soluzione. Di ascoltare la nostra voce, abbiamo mandato una lettera con tante firme per essere rinnovato il contratto con questa comunità. Un esemplare di tartaruga Centrocelis sulcata è stata sequestrata dai carabinieri del nucleo CITES di Venezia in collaborazione con i militari di Caorle dopo essere stata rinvenuta nei pressi di un'abitazione nella cittadina balneare. Il ritrovamento è stato comunicato dal proprietario dell'abitazione. Dopo i primi accertamenti per capire se fossero state presentate segnalazioni di smarrimento, l'animale è stato ispezionato per verificare la presenza di qualche marcatura. La tartaruga di questa specie è la più grande, originaria del continente africano, protetta dalla Convenzione CITES in quanto a rischio di estinzione, può essere tenuta, venduta e acquistata solo con la documentazione che ne attesti l'origine legale. La tartaruga rinvenuta, un maschio in buona salute di circa 70 cm di lunghezza e di oltre 15 kg di peso, è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti. È stata affidata al centro di recupero fauna esotica, selvatica e tartarughe marine di San Canzian di Isonzo. Siamo in provincia di Gorizia. Ed ora a Pellestrina, in una città messa fortemente a rischio come Venezia, approda domenica il Festival Mondiale contro i cambiamenti climatici. Artisti si esibiranno a titolo gratuito all'Oasi degli Alberoni. Il Festival Mondiale di Teatro contro il cambiamento climatico, Climate Change Theatre Action, lanciato nel 2015 a New York, approda in Laguna. A partire da domenica all'Oasi Duna degli Alberoni del Lido, in un ambiente naturale ricco di biodiversità gestito dal WWF Venezia, da dove il festival lancerà un messaggio preciso. Che vuole sensibilizzare il pubblico sui problemi legati al cambiamento climatico attraverso la forma del teatro. In aggiunta prevede anche la realizzazione di un'azione, infatti action proprio per questo, che può essere un'azione politica, civica, educativa, che vuole in qualche modo rafforzare il messaggio di comunicazione dell'iniziativa. Agli Alberoni ci sarà di tutto: trasporti di mobilità marittima sostenibile su barche elettriche, arte, musica e interventi a cavallo tra arte digitale e scienza, con artisti che condivideranno le loro opere a titolo gratuito, come Massimo Clemente, che trae ispirazione interagendo istintivamente con la sabbia. Sono delle opere d'arte effimere, quindi diciamo che questa libertà di espressione mi mette nella condizione di viverla con serenità, perché poi la natura rimette tutto in un suo equilibrio, quindi diciamo che la natura viene momentaneamente elaborata, però senza creare delle situazioni permanenti. Quanto rischia Venezia con i cambiamenti climatici? Questo discorso delle maree la rende molto molto a rischio rispetto ai cambiamenti climatici, per non parlare poi di questo turismo over, no? Dove sicuramente è una questione molto complessa, è comunque appunto una città che deve essere protetta. Ci fermiamo, siamo alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Dopo di noi TG Treviso. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al Meteo.
Previsioni per domenica 24 settembre. Sul Veneto, tempo variabile con possibili precipitazioni a carattere di rovesci nelle prime ore del mattino. Sono previste schiarite nel corso della giornata a partire dalle zone settentrionali. Temperature in leggero aumento, minime comprese tra i 16 e i 19 gradi, massime tra i 21 e i 24 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, la giornata sarà caratterizzata da tempo variabile, previste schiarite durante le ore centrali. Temperature minime in lieve diminuzione tra i 14 e i 17 gradi, massime comprese tra i 21 e i 23 gradi. Sul Trentino Alto Adige, tempo prevalentemente soleggiato, possibili annuvolamenti durante le prime ore della giornata. Temperature minime stabili intorno ai 10 gradi, massime comprese tra i 22 e i 23 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.